Appuntamenti con studiosi e storici dell'arte di caratura internazionale, 8 concerti diffusi, itinerari, laboratori didattici, teatri di cittadinanza, una pregevole mostra dossier. Tutto nel nome del più illustre concittadino di Pieve di Cadore, terra di Tiziano Vecellio, cui è intitolata l'estate di eventi oramai alle porte. L'estate tizianesca incomincia ad essere conosciuta ovunque. Abbiamo questo potere di attraenza e quindi forniamo anche l'occasione di conoscere le Dolomiti. Arte, paesaggio e tradizione per una montagna viva e attraente. Motore dell'estate tizianesca è la Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore con la vulcanica presidente Maria Giovanna Coletti e un comitato scientifico internazionale. Si parte il 6 giugno al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto con lo storico dell'arte Gabriele Matino, che racconterà gli interventi conservativi più significativi delle opere di Tiziano, sostenuti dall'organizzazione no profit americana Save Venice. E poi gli incontri con gli studiosi della Pala di Francesco Vecellio a Vinigo o sulla rivisitazione ottocentesca di Tiziano, la scoperta del meraviglioso castello di Lusa a Feltre, i concerti organizzati da Dolomiti Sinfonia e una mostra nella casa natale di Tiziano a Pieve di Cadore con la collaborazione della magnifica comunità di 2 importanti opere grafiche di Rubens e Fontana, quest'ultima tratta dalla tela La battaglia del Cadore realizzata dal Tiziano per la Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale nel 1513 e distrutta nell'incendio del 1577. La consapevolezza, il fil rouge degli eventi. Perché nei momenti di grande cambiamento la consapevolezza mi fa trovare la strada giusta. È un grande arricchimento per tutto il territorio, inutile dire che la maggior parte degli eventi si svolge proprio a Pieve, che diventa in qualche modo un po' una capitale della cultura in Cadore durante l'estate.